La tendenza del turismo e dell'enogastronomia è quella di offrire adesso dei percorsi personalizzati e puntano molto sull'accessibilità. Cosa sta facendo la Regione su questo? Sta facendo molto, ha già dato il via il primo albergo sociale all'aggiudicatore che cominceranno i lavori dopo 3 anni per finanziarlo, per investire. C'è stato un tempo, insomma, ma partono i lavori a settembre e ci saranno i primi 160 posti in una cittadina bellissima come l'Aggio di Cadore a 980 metri, perciò un'altitudine perfetta. E lì ci sarà il primo albergo sociale, il primo albergo accessibile ed è una sfida dei prossimi 20 anni dove il turismo sociale, il turismo accessibile dovrebbe dare grandi risposte anche sul progetto sollievo, per dire alla persona con disabilità che la famiglia ha bisogno di un sollievo, lì può andare a passare 15 giorni di vacanza che è assistito, guardato all'interno di un sistema turistico, non all'interno di un sistema assistenziale, perciò anche con tutte le opportunità, con la grande spa, con le cose, la modernità che ci abbiamo voluto mettere dentro. La Regione del Veneto è la prima anche su questo, abbiamo presentato questo progetto 3 anni fa a Bruxelles, nella Commissione Economica e Sociale di Bruxelles, e ce l'hanno apprezzato moltissimo e molti altri paesi europei si stanno avviando sulla strada del turismo accessibile e del turismo sociale.